Ben ritrovati, eccoci puntuali per un nuovo appuntamento con Linea Rovente. Oggi un argomento davvero caldissimo, parliamo di mobilità in deroga, il futuro è nero, anzi già il presente diciamo non è rassicurante. Lo facciamo con due tirocinanti in studio, poi cercheremo anche di capire cosa vuol dire essere tirocinante. Grazie per aver accettato il nostro invito ad Antonio Piraine che è con noi, lui lavora al comune di Altomonte, e grazie ad Ovidio Russo per aver accettato il nostro invito. Lui invece è un altro tirocinante, perché i tirocinanti lavorano sia nel pubblico che nel privato. Lui lavora in un ente pubblico che è il comune di Cassano allo Ionio. Che cosa succede in questo momento? Succede che da 4 mesi loro non percepiscono l'indennità, già è un'indennità abbastanza, come dire, risicata. Io con l'aiuto della grafica preparata da Piero Arena vorrei farvi vedere quanti sono in Calabria i percettori di mobilità in deroga. Sono ben 6.700, eccoli qua, ex mobilità in deroga. Loro percepiscono, dovrebbero percepire il condizionale d'obbligo 800 euro lordi al mese. Questa idea del tirocinio è un'idea che è nata con un accordo tra Regione e sindacati un anno fa, era il 7 dicembre del 2016. Doveva essere tra l'altro un accordo innovativo tra Ministero del Lavoro e Regione Calabria. Sono partiti poi i bandi, la graduatoria, i bandi, praticamente a giugno si è pubblicato questo bando. In realtà loro lavorano da qualche mese, dicevamo appunto 4 mesi non ancora retribuiti. Primo problema, quindi loro rivendicano chiaramente le spettanze. Prima, credo che abbiamo già una telefonata, la regia mi conferma, abbiamo una telefonata? Pronto? Sì, pronto? Benvenuto intanto. Da dove Grazie. ci chiama? Allora, sono Salvatore Buonobossio, presidente del comitato Colmo del Calabria, Sì. valido per l'intera Calabria. Ecco, saluto gli amici che abbiamo da ultimo manifestato, protestato assieme il 27 ottobre scorso alla Cittadella e siamo stati ricevuti dal presidente Oliverio. Sì, avete avuto delle rassicurazioni dal Presidente Oliverio, perché dalle notizie che abbiamo noi, forse voi avete notizie insomma diverse. Al momento purtroppo non ci sono soldi, l'INPS non ha erogato le spettanze. Sì, esatto, ma il problema è che ancora, a quanto si dice, forse la firmeranno l'8 novembre, diciamo ad oggi il presidente dell'INPS nazionale, Tito Boeri, non ha firmato la convenzione nazionale tra Ministero e l'INPS, e poi successivamente a questa benedetta firma ci sarà la firma tra la Regione Calabria e l'INPS regionale. Quindi, e finalmente poi si potrà procedere ai pagamenti. Diciamo che questa procedura io li ho richiamata lì quel giorno, facevo parte della delegazione di 20 persone ricevute dal Presidente Oliverio, e lui ha detto che per tentare di fare una cosa buona si è trovato a fare una cosa male, perché ci ha fatti iniziare senza avere prima a monte queste benedette convenzioni firmate. Diciamo che la Calabria, assieme a un'altra regione che non ricordo quale, sono le uniche 2 regioni che ad oggi hanno iniziato i tirocini e siamo anzi quasi per finirli. Le altre regioni, con questa burocrazia nuova che hanno creato, ANPAL, un carrozzone inventato dal ministro come si chiama, Poletti, io lo chiamo carrozzone perché a quanto ho capito, lo dicono tutti, un tipo Calabria Lavoro, però Calabria Lavoro è regionale, quello è nazionale, e ritarderà molto di più rispetto all'INPS i pagamenti. La Regione Calabria, diciamo, su nostra pressione ha tentato di ottenere, come era scritto all'inizio nello schema di convenzione, di far pagare l'INPS, e pare che poi ci siano riusciti, solo che queste convenzioni ancora non sono firmate, e a quanto io ne so, che sono un tirocinante pure io, anche se sono nel privato anziché nel pubblico, per quanto riguarda i tirocini nel pubblico, enti pubblici, comuni, provincia, scuole, diciamo sarà l'INPS a pagare, sarà firmata l'8.
Esatto. Per quanto riguarda noi privati che siamo figli di un dio minore, che siamo 350 persone, gli altri sono 3.500, praticamente non si sa quando firmeranno e non si sa quando pagheranno. È stato molto chiaro, quindi l'appello, il vostro appello, la vostra voce, che tra l'altro è una battaglia che come di solito facciamo nostra, no? È quello di garantire intanto la giusta retribuzione a tutti e di farlo nel breve tempo possibile, perché lei lo diceva, ci sono migliaia di famiglie in attesa. Esattamente. Avete in programma anche altre proteste? Sì, la gente diciamo che è arrivata allo stremo, non ce la fa più, ci sono famiglie che magari hanno bambini piccoli e magari lavorano il tirocinio, solo la moglie o solo il marito, e tra l'altro nel frattempo si stanno dovendo prestare anche i soldi per viaggiare, per il gasolio, cioè si stanno arretrando i mesi di affitto, tutto quanto, e non ce la fanno più. Quindi se non si affrettano a mettere queste firme e fare i pagamenti, perché poi non basta la firma, bisogna muoversi a fare i pagamenti, se no un altro poco è Natale e poi slitta tutto all'anno nuovo, praticamente ci saranno sicuramente altre proteste. So che domani si andrà pure a una manifestazione sindacale a Cosenza e cercare di costringere, scritto tra virgolette, costringere i sindacati ad appoggiare la nostra causa, che bisogna dire che finora con l'accordo che io definisco accordo truffa del 7 dicembre 2016 hanno fatto proprio macelleria sociale, hanno messo sulla strada oltre 18.000 persone senza né più mobilità né tirocini, diciamo, né lavoro, e ne pagano solo 5.000, 5.200, che però devo dire che ad oggi, ed ormai è quasi accertato, se riflettete bene, hanno firmato l'accordo il 7 dicembre 2016, quindi a giochi fatti, e avevano stabilito in quell'accordo, anni ormai conclusi, per il 2015 6 mesi più 2 di mobilità, per il 2016 4 mesi più 2, dicendo insomma che in base a questo accordo avevano concluso i 2 anni e si pagavano questi mesi. Adesso esce fuori, ci sono voci che per il 2016 non pagano nessuno in quanto non hanno la benedetta continuità. Questo termine continuità, a parte che lo ha inventato il ministro Poletti, non lo ha inventato la Regione, ma la Regione lo ha fatto proprio e con sta scusa che manca la continuità, da intendersi non mancanza di puntualità dei pagamenti, ma come mesi vuoti pagati tra un anno e l'altro. Quindi siccome per il 2015 sono stati pagati 6 mesi, mancano 7 mesi che quindi sono vuoti per collegarsi a pagare i 4 mesi del 2016. Quindi con questa scusa qua, che manca la continuità, non pagheranno nulla per il 2016. Io gliel'ho detto al Presidente Oliverio, gli ho detto questa è una vera e propria truffa, perché nell'accordo firmato il 7 dicembre, quindi all'anni conclusi, voi mi venite a dire che pagate 6 mesi per il 2015, 4 mesi per il 2016, quando già nello stesso momento si sa che nessuno ha la continuità, perché per il 2015 pagate 6 mesi e non 12. Certo, un problema molto complesso, tra l'altro questo sarebbe una vera e propria bomba sociale. Io la ringrazio per averci telefonato, eventualmente ci risentiamo più tardi nel corso della nostra trasmissione, diamo spazio io, anche... guardi, mi ero appuntato 4-5 cose importanti, veloci proprio, da accennare, così magari ne potete parlare. Se posso proprio un minuto ci metto. Vabbè, per pagare le spettanze lo abbiamo detto. Poi volevo dire di fare in modo di prorogare questi tirocini in corso con il prezzo che c'è, anche se Oliverio ha detto che non si può fare, e poi volevo dire di fare in modo, siccome Oliverio si è vantato che i veri disoccupati non erano 27.000 come erano immobilitati fino a tempo fa, ma solamente 3.850, diciamo 5-6.000. Allora io ribalto la cosa e dico, visto che siamo così pochi e non tanti come sembravano 27.000, create un apposito bacino come quello degli LSU, quindi questa è una cosa che lancio sia ai sindacati e sia ad Oliverio, create questo bacino e impegnatevi per farci lavorare. Poi, cosa molto importante, vorrei che si modificasse il bando voto lavoro, io l'ho letto, e devo dire, a mio umile parere, che così come è fatto, nonostante ci siano 66 milioni di euro stanziati, fondi europei, alle persone, ai disoccupati calabresi, che sono 250.000, vanno veramente solo le briciole. Perché la maggior parte di questi milioni di euro vanno agli enti accreditati. Ultimo punto, che lo dico per ultimo, ma
sarebbe il primo. Con i fondi UE della programmazione 2013-2020, programmare ed investire per creare lavoro vero e sviluppo per la maggior parte dei disoccupati calabresi. Ultimo, i sindacati devono tornare a fare il loro dovere non comunella con i politici regionali. Vedasi il suddetto accordo truffa del 7 dicembre 2016. Tornino a difendere i lavoratori, ognuno il proprio ruolo. Grazie. I calabresi sono stanchi di essere trattati per pezzi da piede. Grazie per averci telefonato. Allora, diamo spazio alle altre telefonate e ai nostri ospiti in studio. Chiaramente l'invito è a seguirci ed eventualmente a richiamare. Prego il nostro regista, perché abbiamo un monitor in studio che non vediamo, se ci può anche aiutare in questo appunto segmento tecnico. Allora, Antonio Piraino, dicevamo, c'è intanto questa differenza, no? Tra i tirocinanti pubblici e i tirocinanti che lavorano nel privato. Io partirei dal dire che voi per il pubblico siete fondamentali o no? Beh, anzitutto ringrazio la trasmissione dove ci ha dato questa opportunità, ringrazio lei di dire anche la nostra. Prima di ogni cosa vorremmo un attimino, io e l'amico Ovidio, due messaggini seri. Sì. Non siamo qui per fare né campagna elettorale né fare sindacato. Siamo qui perché rappresentiamo questi lavoratori che ci siamo ritrovati più volte insieme, più volte a discutere su questa problematica. Per quanto riguarda il pubblico, alla data di oggi ci risulta a noi, da quello che hanno scritto un po' tutti i sindaci, che siamo fondamentali. Anche perché, come si sa... Tra l'altro questa è una cosa che veramente gli amministratori dicono sempre, che Sì. i comuni, le macchine proprio comunali, municipali non andrebbero, non funzionerebbero senza il vostro aiuto, no? Ma più che il nostro aiuto, noi l'aiuto che stiamo dando alle amministrazioni è da circa 5 mesi, perché ci sono alcuni comuni che sono partiti a fine maggio, altri i primi di giugno e poi a seguire fino ad arrivare al mese di settembre. Naturalmente si sono fatti dei progetti per utilizzare questi lavoratori al di fuori delle mura del comune, cioè significa fare proprio i terzi livelli, che possono essere giardinieri, pulire le strade, ma la cosa più importante è che alcuni comuni hanno proprio messo su dei progetti per la prevenzione per le alluvioni e la prevenzione degli incendi. Cioè cosa significa? Significa che qualcuno ha guardato in avanti e questo guardare in avanti è importante per il paesino, ma nulla toglie a chi è anche fondamentale dentro la struttura. Io conosco colleghi che sono all'ufficio anagrafe, addirittura c'è gente che fa progettazione, qualcuno che è architetto, che poi ha perso il lavoro. Quindi lei, mi pare di capire, sta chiedendo anche progetti più importanti che consentano la prosecuzione di questa esperienza. Se mi consente l'aiuto, io mi voglio riallacciare a quello che è stato il bando. Il bando recita tirocini formativi. E quindi se uno fa un tirocino formativo, a fine del tirocinio qualcosa ci deve essere, che possa essere un attestato, che possa essere qualsiasi cosa, ma tirocino formativo significa che ci deve essere poi un prosieguo, non deve essere un tirocino formativo per accontentarci con le 800 euro lordi a chi ha perso il lavoro perché ha chiuso un'azienda o perché era un dipendente in un'azienda privata e ha perso il lavoro. L'accontentino purtroppo a uno che ha 50 anni e ha famiglia, o chi ha 40 e ha famiglia, ma anche un giovane che ha perso il lavoro e oggi si trova in queste condizioni, non serve più. Io sono convinto che una programmazione seria, voglio fare un esempio reale, gli LSU e LPU, tanto contestato da parte di tanti, oggi sono indispensabili nei comuni. Sì, perché, lo dicono sempre gli amministratori, certo. Sì, è così, ce lo dobbiamo dire. Gli LSU sono indispensabili adesso nei comuni. Perché? Perché non ci sono stati più i bandi per fare i nuovi concorsi per chi è andato in pensione. Quindi si è sostituito con un lavoratore che non percepiva un minimo di retribuzione, senza contributi per tanti anni. Oggi si vedono un pochettino questo spiraglio, ma la stessa cosa siamo noi. Nei tirocini informativi i contributi sono previsti, a proposito? No. È un rimborso di spesa, però è un tirocino formativo. Quindi io penso che questa parola potrà significare qualcosa nel futuro, anche immediato. Certo, insomma, un tirocinio poi, la speranza è quello che diventi lavoro, no? Che finito il periodo di formazione
diventi un'attività vera e propria. Questa prospettiva al momento non c'è, diciamolo chiaro, al momento non c'è. Assolutamente no. Lei conferma questa prospettiva non c'è? Come vivete anche l'idea di un futuro, insomma, senza prospettive? Perché cosa c'è al termine di questi progetti precari, di questi progetti che ancora, insomma, non vi hanno pagato? Però questo, noi stiamo chiedendo, come diceva l'amico Tonino, il perfezionamento ai tirocini, perché sono stati già fatti. Se noi prendiamo gli uffici giudiziari... Chi è che deve fare il perfezionamento? Questo è in base all'accordo che è stato sbagliato il 7/12/2016. Di cui parlavamo prima. Di cui parlavamo prima delle 3 sigle sindacali, sì. Di cui CGIL, CISL e UIL, dove noi chiediamo, abbiamo chiesto anche ultimamente il 27 di ottobre al Presidente, dove ringraziamo anche di averci ospitati, di averci... fatti parlare. Ecco, abbiamo avuto questa cosa il 27, però ne abbiamo avuto anche altre. Siamo stati il 19 di settembre 2016 di nuovo alla Regione, siamo stati i primi di ottobre con l'amico Tonino a parlare con l'onorevole Bruno Bossio e il direttore Varone, dove abbiamo avuto sempre le stesse cose. Noi stiamo dando delle proposte alla Regione, perfezionamento ai tirocini, fondi europei, che ce ne sono, i 66 milioni di euro che sono quelli là che loro dicono che sono dote lavoro, però ci vogliono delle proposte, dei nuovi progetti, perché ci stanno i fondi. Loro ci devono, cioè noi stiamo facendo delle proposte, però loro ci devono dare anche una risposta in questo. Quindi chiediamo un aiuto anche ai sindacati, perché di starci vicino, perché anche noi siamo una forza lavoro, e aiutarci in questa direzione, perché adesso finiranno, 31 dicembre, massimo dei primi di gennaio, finiranno questi 6 mesi di tirocini. Noi speriamo in un non rinnovo, non lo vogliamo chiamare rinnovo, ma vogliamo chiamarlo perfezionamento, perché questo si può fare. Quindi chiediamo alle 3 sigle sindacali, anche a tutti i sindaci, non solo ai 151 sindaci della provincia di Cosenza, ma di tutta la Calabria, di starci vicino in questo percorso. Perché si può fare, possiamo ottenere qualcosa stando tutti quanti vicini. Certo, insomma, le idee sono chiare, c'è anche una piattaforma di lotta, mi pare di capire, che è uguale in tutte le province, sì. Cioè domani si comincia a Cosenza e poi lo scacchiere come prosegue. Vi ricordo inoltre, qualora vogliate, potete telefonarci, insomma, porci anche la vostra esperienza o la vostra riflessione. Quindi dicevamo, in tutte le province calabresi c'è, la stessa problematica. Si scenderà in piazza? Noi domani siamo a Cosenza, sì. Siamo a Cosenza con la UIL, anche per vedere quali sono le proposte di questa sigla sindacale, ma noi non ci fermeremo qui, perché stiamo decidendo con tutto il gruppo, perché abbiamo diverse pagine sia su Facebook sia su WhatsApp. Quindi c'è una mobilitazione anche via web? Sì, siamo in mobilitazione giornalmente, anche in contatto con la Regione giornalmente. Noi siamo come delle persone trasparenti, cioè, esistiamo ma per la Regione non esistiamo, non c'è tanto interesse come altre situazioni che ci sono in Calabria. Lei ha detto siamo in contatto quotidianamente con la Regione, quali notizie arrivano dalla Regione? Le ultime notizie non c'è niente, non c'è nessuna firma, notizia di ieri alle 13 e qualcosa. Quindi niente firma significa niente soldi? Niente firma, niente soldi, perché l'INPS non può erogare soldi, perché l'INPS dice se non c'è la firma dal Ministero non possiamo erogare più soldi. Noi non siamo più una banca dove diamo soldi così. E allora l'altra domanda è, Piraino, le difficoltà di 6.700 famiglie, no? Che da 4 mesi non percepiscono lo stipendio. Come si fa ad andare avanti? Dottore, ci facciamo una domanda e la risposta ce la diamo da soli.
Il concetto è semplice, tutti abbiamo partecipato a questo bando dove recitava, io l'ho portato, sarebbe questo. Sì, lo facciamo ben vedere, sì, che Sì. si vede. È il Burk numero 15 del 13 febbraio del 2017. Salto tutte le premesse che ci sono, la Regione Calabria 29 milioni di euro, vado solo al punto 13, all'articolo 13, che recita così. E questo lo voglio leggere a chi ha fatto il bando e che ci ha dato le risposte in questi giorni. Io non sono niente, ma so leggere le carte. Articolo 13. L'indennità di partecipazione per i tirocinanti extracurriculare è erogata direttamente al tirocinante dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, tra parentesi INPS, con le modalità e i tempi previsti dalla convenzione sottoscritta tra INPS e Regione Calabria, previa verifica dei requisiti dei soggetti destinatari. Signori, cosa significa questo? Che il comune, dico il mio, ma tutti i comuni, che hanno firmato una convenzione con la Regione Calabria per far partire i tirocini, significava che la convenzione c'era. Io non ho carte false, io ho carte che hanno pubblicato sul Burk. Allora, cara dottoressa, le famiglie che hanno partecipato, che ne hanno veramente bisogno delle 800 euro lordi, oggi quelle famiglie sono ancora più all'astrico di prima, perché qualcuno, o dal papà o da qualcuno ha prestato qualcosina di soldi per portare avanti la famiglia, ma non solo per portare avanti la famiglia, addirittura qualcuno ha messo la benzina in macchina perché magari non era nello stesso comune ed era un comune limitrofo. Questa cosa li deve far riflettere a chi ci governa. Certo, perché sono bisogni primari. Ma assolutamente no? sì. Assolutamente sì, mandare un figlio a scuola, ci sono dei diritti da garantire alle famiglie. Comprare anche il panino la mattina, dottoressa. Assolutamente Ma c'è sì. l'altro aspetto, comprare i libri, pagare l'abbonamento per farli andare. C'è chi ha la buona maniera di fare l'arte dell'arrangiarsi, che possa essere la mamma, la suocera in casa o qualcuno che comunque ha un minimo di sempre pensiero. alla solidarietà familiare. Assolutamente no? sì, che è se questo che sta prevalendo venisse a adesso. mancare la rete familiare al sud sarebbe davvero un disastro. Assolutamente sì, pienamente d'accordo. Io la fermo perché abbiamo una Assolutamente. telefonata. Prego. Pronto? Pronto? Benvenuta. Grazie. Ci dica. Mi congratulo con voi per la trasmissione che fate, così le persone, i cittadini possono intervenire e dire la sua. Da dove Allora, ci chiama, prima signora? di tutto a lei, dottoressa, e ai signori ospiti. Da dove ci chiama? Allora, io chiamo da Di Pignano. Sì, ci dica. Lei Sono un'anziana. Sì, Ecco, sto vedendo che i signori presenti stanno lottando per la mobilità in delega. Prego i signori di andare da presidente, ma non credo che c'è un presidente, dal signor Oliverio, di lottare per i pensionati che ci sta portando alla povertà. Non sappiamo più come fare. Invece di andare a fare i referendum per scegliere la poltrona più grande, intervengono sulle persone che non ce la fanno più. grazie di questa telefonata perché ci rendiamo conto poi che l'area del Grazie, disagio... complimenti per la trasmissione. Grazie a lei per averci telefonato, grazie. Grazie, Quindi arrivederci. ci sono poi diverse, diverse Problematiche. comparti sociali che hanno davvero bisogno di attenzione e i pensionati, magari chi ha una pensione minima non arriva a fine mese, è un altro problema. Voi sicuramente, i nostri lavoratori in mobilità in deroga, i nostri tirocinanti stanno pensando ad una pensione che chissà se ci sarà, con un punto interrogativo. Noi speriamo insomma che le cose poi cambino in meglio, perché la speranza deve essere davvero, non deve mai mancare e speriamo insomma che il futuro vi dia ragione della lotta. Però la signora è stata incisiva perché ha detto io sono al fianco di questi lavoratori, Vuol dire che le persone forse non sono insensibili e non essere indifferenti a chi sta portando avanti una battaglia importante come la vostra è il primo passo forse per avere delle risposte. C'è la pubblicità, ci fermiamo, poi di nuovo in studio. Se
seconda parte di Linea Rovente, ve lo ricordo, ci stiamo occupando della mobilità in deroga, dei tirocinanti, del futuro, abbiamo titolato proprio Futuro Nero e d'altronde dalle testimonianze in studio, dalle telefonate, insomma quello che si prospetta non è proprio la serenità. Vi ricordo che qualora vogliate potete telefonarci, raccontarci la vostra esperienza, fare delle riflessioni. Prego il nostro regista di mandare in onda la grafica che ci ricorda quanti sono i lavoratori in mobilità in deroga in Calabria. Ve lo ricordo, 6.700, mi piacerebbe avere in video proprio la grafica realizzata da Piero Arena, perché vediamo anche, eccoli qua, 6.700 lavoratori, ex mobilità in deroga, un assegno di 800 euro lordi al mese, i tirocini sanciti in un accordo regione-sindacati di cui abbiamo parlato il 7 dicembre del 2016. Al momento la situazione è davvero, come dire, precaria, mettiamola, diciamo, usiamo questa parola, perché dei soldi promessi, nonostante 4 mesi di lavoro, ancora insomma, non sono stati erogati, i soldi non solo non sono stati pagati i mesi in cui si è già lavorato, ma al momento non si prevede nulla nemmeno per il futuro. Ne stiamo discutendo con 2 lavoratori in studio, Antonio Piraino e Ovidio Russo. Prima di dare loro però la parola abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Salve, buonasera. Mi sente? Buonasera. Benvenuta a lei. Da dove ci chiama? Io sono Anna Ciancio e telefono da Rende. Sono tirocinante presso il comune di Rende. Salve. Perfetto. Ci dica. Saluto i miei 2 amiconi, Antonio e Ovidio. Vi sono vicina in questo momento, potevo essere lì, però purtroppo per motivi di orario non ho potuto. Quello che volevo sottolineare, dottoressa, è che quando siamo saliti dal Presidente Oliverio ci è stato illustrato in maniera serena un bando di dote lavoro, dove praticamente andiamo ad affacciarci tutti non appena finiamo questi benedetti tirocini. Andando a studiare questo bando dote lavoro, che è in preinformazione ma non è assolutamente definitivo, io mi sono resa conto che questo bando aprirà di nuovo le strade al clientelismo. Praticamente alcuni enti che si sono messi a disposizione per la formazione dei disoccupati, che poi dopo tanti tirocini ancora dobbiamo andare formazione, da questi enti che poi saranno loro, in base alle loro conoscenze, magari a stabilirci. Io dico questo, non se l'ho chiesto nessuno, a che cosa ci porta? Siamo tornati indietro di 40 anni in questo modo. Allora io qui, siccome non è un bando ufficiale, mi fermo, lascio un punto di domanda, vedremo dove andremo a parare. Quello che invece io sto chiedendo da più giorni al Presidente in primis, quando sono salita da lui al 10° piano, era che i tirocinanti, siccome quelli effettivi non sono 6.000, sono 3.850 e mi pare che ce ne siano 350 negli enti privati. Non è poi un numero così impossibile da fare una progettazione diversa per queste persone che, pur laureate, pur avendo esperienze amministrative, chi è operaio, chi è custode, chi è autista, fare una progettazione, ce la facciamo noi stessi, siamo capacissimi, se ci danno le possibilità e i fondi, noi ci mettiamo a disposizione per uscircene da soli, certamente con l'approvazione della Regione Calabria e tutto quello che ci sta intorno. Però essere presi in giro davanti, che mi guardi in faccia e mi dici che la soluzione ce l'hai col bando dote lavoro, per me è una cosa impossibile. Ora, non vi voglio rubare tempo perché è giusto che ci sono gli ospiti in studio e continuino loro, però da questo momento in poi, cioè la Regione Calabria deve aprire gli occhi, perché non siamo né pecore, non siamo animali da macello. Io ho 51 anni. Mio marito, a causa della mia perdita del lavoro, se n'è dovuto andare a lavorare in Toscana. Io sono rimasta con 3 figli in Calabria, da sola e senza soldi. Cioè,
è una cosa che dico non perché devo suscitare pietà da parte delle persone, però voglio dire alla signora che la pensione, quel minimo, lei la prende. I padri di famiglia con 3 figli, eccetera. Io ringrazio per la solidarietà, ringrazio tutti, anzi vi invito, quando ci sono le manifestazioni organizzate dai tirocinanti, a partecipare con noi, perché la mia famiglia è normale che mi sostiene, è normale che se viene ad una manifestazione ha tutto il diritto di starci, perché mio padre e mia madre in questo momento mi stanno campando i miei figli. E quando questi pochi pensionati rimasti, fra 100 anni, io gli auguro 200 anni di buona salute, non ci saranno più, io e i miei figli, dove dobbiamo andare a mangiare? Vi lascio con questa cosa, mi chiedo scusa, forse sono stata grazie, anzi, grazie per questa testimonianza diretta e anche per la proposta, no? Perché ci ha fatto capire bene che cosa si vive quotidianamente nella precarietà, quando i soldi non arrivano, senza un futuro certo, e le famiglie come rispondono. Ne parlavamo prima della rete familiare che aiuta a rimanere a galla, che aiuta a guardare più avanti. Grazie molte, è stata preziosa la sua telefonata. Mi scusi, domani mattina tutti quelli che ci vogliono stare vicino, proprio vi prego caldamente, intervenite alle 9:30 al Modernissimo, perché queste persone devono capire che noi non siamo da soli, che comunque abbiamo dietro qualcuno che ci sostiene, e anche loro dovranno essere dalla nostra parte. Buon lavoro. Grazie a lei per questa telefonata. Ciao. Grazie. Allora, Antonio Piraino, lo dicevamo prima, con i numeri, no? Non sono 4.000, secondo quanto diceva Anna, insomma, i lavoratori tirocinanti, quindi per questo ci potrebbe essere un progetto vero. Insomma, basta formazione, voi dite, vogliamo il lavoro. Allora, la Regione ha dato dei numeri il giorno 27. I numeri sono censiti in quella data 3.500 i tirocinanti nel pubblico, 350 nel privato. Allora, non stiamo qui a dire che noi dobbiamo prevalere su altri, noi stiamo qui a dire se stiamo svolgendo un tirocinio formativo, significa che uno scopo finale ci deve essere. Lo scopo finale deve essere quello che comunque mi deve reinserire nel mondo del lavoro in qualche modo. Se vogliamo fare un esempio reale, in Germania c'è tanta gente pure che perde il lavoro, gli danno comunque l'assistenza per un anno e lo reinseriscono poi nel mondo del lavoro. Però noi non siamo in Europa, noi siamo un altro Stato, siamo un'altra parte, perché se veramente, come si suol dire, dobbiamo rispettare le leggi in Europa, forse anche qualcosina di diverso in Calabria o in Italia si debba fare, secondo me. Ma torniamo a noi. Noi il 27 l'abbiamo pure detto al Presidente, siamo un gruppo di lavoro che stiamo lavorando su una proposta da fare, perché la dote lavoro, che sono 400 euro, 500, e se poi la società che ti forma ti trova un inserimento a Corigliano Calabro ed è di Castrovillere il tirocinante formato, e con quei 400 euro cosa ci fa? Non ci fa niente, cioè solo di benzina. Allora noi siamo da qui a breve quasi pronta, la faremo ufficialmente al Presidente, ci rivolgiamo anche al sindacato. Noi non siamo contro il sindacato, ma non siamo neanche contro la politica. Perché se io faccio un esempio, chiamo un politico che magari conosco e ho anche il suo numero personale, gli dico guarda abbiamo una difficoltà così così, vogliamo iniziare a discuterne, vediamo un pochino, e lui mi risponde in quanti siete? Siamo 3-4 mila, siete un bel numero, perché loro guardano al voto, noi guardiamo al problema, ma il nostro problema non è stato preso in considerazione né da chi si aspetta il voto né dal sindacato. Noi non siamo contro il sindacato, noi una cosa chiediamo, un po' di dignità e soprattutto rispetto, perché siamo persone normalissime, come lo sono le LSU e come sono anche i disoccupati. Siamo tutti allo stesso modo. Io penso, anzi sono convinto, che se si siedono a tavolino e si fa una buona programmazione e ci si confronta sulle problematiche e si affrontano le problematiche del territorio, riusciamo ad avere
un obiettivo finale che è quello di avere il risultato. Il risultato qual è? È quello di avere un'economia un po' più forte sul territorio. Certo, no, mi pare tra le altre cose che voi ormai siete diventati più bravi dei burocrati, nel senso che leggete bene i documenti, ho visto, Sì. andate a vedere i bandi, progettate e avete anche l'idea progetto da presentare alla Regione e quindi questa è una cosa importante che può consentire insomma un confronto costruttivo, perché voi non chiedete l'assistenza, voi chiedete un lavoro su basi no, progettuali. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? È caduta la linea, qualora insomma, il nostro telespettatore può richiamarci, insomma, se lo vuole può richiamarci. Allora, Ovidio Russo, dicevamo, voi avevate già avuto però assicurazione per il pagamento delle spettanze, vi avevano dato anche delle date che non sono state rispettate. Ma dalla convenzione fatta con i comuni già c'era scritto sopra. C'era scritto che noi eravamo già con l'INPS e poi c'è stato un balletto tra l'INPS... Allora, aspetti solo un attimo, poi chiudiamo il discorso, pronto? 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 Sì, la sentiamo, benvenuta. Pronto? Grazie. Allora, dove ci chiama? Da Cosenza. Sì, ci dica. Allora, io sono figlio di mamma e papà che sono disoccupati e sono in mobilità e noi non possiamo, Allora, abbiamo capito e ringraziamo anche per questa telefonata, no? Perché sono telefonate che ti fanno capire insomma, quanto sia vero il bisogno nelle famiglie. Grazie a questo bimbo per... Sì, dici, pronto? Sì. Allora, ho capito che cosa ci vuoi dire. Io ti ringrazio per averci telefonato e la tua voce è molto importante perché tu parli per rivendicare il diritto, chiaramente, ad avere, a far sì che i tuoi genitori abbiano no? Un lavoro che venga retribuito, possa essere una famiglia serena e al momento evidentemente non è così. Grazie comunque per averci telefonato. Dicevamo, Ovidio Dicevamo che noi quando di scadenze non rispettate. Sì, no? di scadenze non rispettate perché noi siamo sempre a contatto, dicevamo prima. Quando sono partiti i tirocini non ci possiamo aspettare il 27 di ottobre dove siamo stati al 10° piano della Regione Calabria che ci dice era meglio che se i progetti non erano partiti. Ma stiamo parlando del 27 di ottobre, i progetti sono partiti a maggio, quindi ci sono diversi mesi già prima che sono già scaduti. Però noi non vogliamo fare contro la politica come diceva Antonio, non vogliamo essere contro i sindacati, noi stiamo chiedendo una cosa che noi non vogliamo un sussidio a casa. Io gliel'ho detto al Presidente, io l'ho detto all'assessore Roccisano, io l'ho detto all'onorevole Bossio, noi non vogliamo i soldi che ci arrivano a casa senza far niente. Noi siamo capaci di fare queste proposte, siamo capaci di fare questi progetti. Come diceva la signora Ciancio, come diceva Bruno Bossio, Salvatore, noi siamo uniti, stiamo cercando di far capire alla Regione, ma non solo alla Regione, noi vogliamo un incontro istituzionale tra la Regione, i sindacati e i sindaci, proprio per dare una mano a chi, certamente in Calabria non è che siamo solo noi che abbiamo queste vertenze aperte, solo i tirocinanti, c'è la sanità, c'è l'LPU e l'SU, ce ne sono tanti. Non è che noi siamo principali a loro, ma siamo sullo stesso piano e sulle stesse problematiche, stiamo lavorando in nero. Ed è questa una denuncia forte. Noi abbiamo pronta in regia un'intervista realizzata con Roberto Castagna proprio in merito alle mancate, al mancato rispetto della puntualità nelle spettanze e al futuro che riguarda questi lavoratori. Quindi prego la regia. Allora abbiamo prima una telefonata, poi mandiamo in onda l'intervista. Pronto? Pronto? Sì.
Pronto? Benvenuto, allora mi deve fare una gentilezza, deve abbassare il televisore e ascoltarci solo per telefono, altrimenti non riusciamo a comunicare, grazie. Allora, da dove ci chiama? Allora, provincia di Cosenza, una Sì. cortesia immensa. Tecnicamente io assisto a questa problematica, diciamo, che riguarda prettamente la Calabria, però il problema del risultato finale non si risolve facendo solo ed esclusivamente false promesse a queste persone, perché io ho assistito in enti importanti nella provincia di Cosenza quando sono partiti questi nuovi progetti, dove praticamente proprio i responsabili degli enti, quelli che tra virgolette, persone sicuramente squisite, ma che comunque hanno il famoso 27, come si suol dire, erano carenti di informazioni, quindi hanno dato false speranze a questi ragazzi, a questi signori, a questi tra virgolette anziani, perché ci sono persone anche diciamo, di età avanzata, quindi è una questione di dignità e mi collego al signor Piraino che diceva prima, è della verità, solo che la Calabria, fin quando non arriva proprio all'extremis una persona, quando succedono poi le disgrazie, allora poi si parla della disgrazia. Certo. In Calabria non la si vuole risolvere la questione. Certo, O lei ha politica. detto da dove ci chiama, il suo nome? Provincia di Cosenza. Ho capito, non ci vuole dire il suo nome? No, è una questione, ma non sapevano dirmelo, no. Io chiamo da Corigliano Calabro, quindi il mio numero è pubblico e non ci sono problemi. Ha voluto condividere con noi questa riflessione amara, questa constatazione? Sì, ma è una riflessione amara perché c'è una persona vicinissima, mia moglie, che è nobilità da anni ormai e non si risolve il problema, con un problema anche di salute. Si spendono 500 euro al mese per prenderne poi 600. Cioè, tecnicamente il problema dov'è? Perché non vengono risolte queste problematiche? Allora manca un'informazione sana, che poi può anche mancare il lavoro. Cioè, la Regione Calabria, oggi rappresentata dal dottor Oliverio, dice praticamente guardate, queste persone non possono essere risolti il problema a queste persone. Allora uno parte già direttamente con un problema, con una situazione, non che queste false speranze da anni, a loro come all'LSU, e questo tasso di disoccupazione assurda. Allora, se i parlamentari o che comunque chi rappresenta le regioni in Italia siamo così male organizzati, io dico, se un rappresentante istituzionale, voglio dire questo ma è pubblico, non è a voi, se un rappresentante istituzionale non riesce a gestire la Calabria da 30 anni, è facilissimo, così come prendono lo stesso stipendio. La Lombardia ci viene ad amministrare 10 anni, ci mette ai livelli della Lombardia e il rappresentante calabrese va in Lombardia, dato che le cose vanno bene in Lombardia. Viceversa parlo per il Lazio, per la Campania, cioè non è possibile che la Calabria... Quindi la sua è una richiesta di chiarezza soprattutto alle istituzioni. È una questione di chiarezza, perché le false speranze fanno suicidare le persone, le false speranze sono cose brutte. Ha ragione, grazie Okay. per averci Arrivederci. telefonato. Arrivederci. Grazie. Allora, dicevamo, facciamo un passo indietro, abbiamo la voce di Roberto Castagna che ci spiega che cosa è successo, dove il meccanismo si è inceppato, perché le spettanze da 4 mesi non arrivano ai tirocinanti e poi appunto che futuro si prospetta. Sentiamolo. La Calabria, che è stata la prima regione a partire con i progetti, è partita senza avere la convenzione nazionale firmata, cioè in effetti è il Ministero che doveva firmare la convenzione, ancora non l'ha firmata, e di questi giorni la firma da parte del Ministero, però sta di fatto che 4 mesi di lavoro non sono stati ancora retribuiti. L'INPS non può pagare se non ha come dire, la firma della convenzione. L'INPS sta facendo un altro lavoro da qualche mese a questa parte insieme alla Regione, che è quella di preparare la banca dati dei percettori, perché poi attraverso la banca dati dei percettori è possibile, avendo la convenzione nazionale firmata, poter pagare. Ma a dati, cioè, queste sono le solite cose calabresi, non si può partire con i tirocini senza aver avuto firmata la convenzione, sai? È veramente paradossale questa cosa,
È qualcosa che stiamo denunciando continuamente, stiamo sollecitando la Regione per poter accelerare, anzi lo doveva fare già da alcuni mesi, la firma da parte del Ministero e poi ci troviamo di fronte magari al completamento dei tirocini senza aver visto nemmeno un euro, perché realisticamente parlando i tempi che occorrono per il pagamento nel momento in cui la convenzione è firmata, siamo quasi a Natale, si parlerà appunto di arrivare nel mese di dicembre al pagamento dei percettori dei tirocinanti. Noi stiamo sollecitando la Regione affinché intanto ci sia una possibilità di proroga dei progetti, perché diversamente questi lavoratori si vedrebbero doppiamente beffati, cioè da una parte ancora non pagati e dall'altra finito i 6 mesi di tirocinio senza nessuna possibilità, perché dopo il tirocinio non c'è l'approdo al lavoro vero, e se ancora non ci sono le condizioni di lavoro vero noi chiediamo che la Regione si impegni ad una proroga di altri 6 mesi, perché diversamente ci troveremo di fronte a un disagio sociale enorme, cosa che non possiamo accettare, perché già lo stato di precarietà e di povertà in Calabria è quello che è. Se partiamo anche da questi numeri non dando risposte in termini, certo capiamo che la Regione non è che li può inventare i posti di lavoro, però nello stesso tempo deve avere la capacità di saper investire i soldi per attivare lavoro vero, lavoro concreto. Questa era Roberto Castagna. Allora lui sostanzialmente dice due cose: i soldi, quindi le spettanze entro Natale vi sembra insomma ragionevole come tempo, e poi la proroga di 6 mesi come proposta per il vostro futuro. Piraino, cominciamo da lei. Ho difficoltà un po' a rispondere dopo la telefonata di quel bambino. Mi faccio coraggio. È amaro a dirlo, ma sono convinto che quest'anno noi il panettone ce lo mangiamo grazie ai genitori che ce lo comprano, perché i soldi non ne prenderemo. Ma oltre i danni ci sarà anche la beffa, e la beffa è questa: se una retribuzione del 2017 mi viene erogata nel 2018, c'è una tassazione separata e quindi io poi devo andare a recuperare i soldi col reddito che farò nel 2019. Caro Roberto, è pur vero quello che tu dici, ma c'è un dato fondamentale che sto qui a ripetere, è scritto sul bulk della Calabria, che la convenzione era già firmata. Non possiamo uscircene oggi a dire che la convenzione stanno cercando di firmarla. Qui c'è scritto, convenzione sottoscritta tra INPS e Regione Calabria. Signori, qui continuiamo a prenderci in giro e la cosa non sta bene a nessuno, ma non solo a me che sono qua, che rappresento i miei colleghi, che mi stanno comunque osservando in questo momento, e un minimo di speranza ci crediamo, noi un minimo di speranza ce l'abbiamo in questa cosa, ma dirci che stanno provvedendo, stanno vedendo un pochettino. Abbiamo un'altra notizia, che pare che il Ministero sulla Regione fa pressione, che l'INPS chiede a sua volta che vengano saldate prima le politiche passive e poi le politiche attive che siamo noi. Qui sopra c'è scritta anche la somma che veniva utilizzata per noi, quindi non dobbiamo aspettare che poi i fondi delle politiche passive passino a politiche attive. Qui c'è un cane che cerca di mordersi la coda ma non riesce. Allora io dico, la UIL domani fa un'iniziativa che noi andremo. Il 16 CGIL e GUIL fanno uno sciopero regionale, ma io sono di un altro avviso, ma forse è soltanto mio questo pensiero. Se chi può decidere si siede attorno a un tavolo, e questo è un messaggio forte che sto lanciando, chi CGIL, CISL e GUIL regionale, unitamente al Presidente, sull'accordo quadro che è stato fatto il 7 dicembre 2016, se ne possa fare un altro, perché un accordo si può modificare con un altro accordo, è come una legge che viene modificata da un altro decreto. Quindi si può sedere la forza politica e soprattutto sindacale attorno a un tavolo a decidere cosa fare, ma nello stesso tempo dire guarda, la verità fa male all'inizio, ma dopo uno si rassegna.
E quindi la chiarezza, come diceva il la nostro chiarezza. telespettatore È la da chiarezza. Corigliano Calabro. Grazie. Invece Ovidio Russo, dicevamo, e le chiedo di essere brevissimo perché Sì. siamo in chiusura, la proposta avanzata insomma, da Roberto Castagna di chiedere appunto una proroga di 6 mesi per i tirocini. Per voi questa potrebbe essere una proposta valida? Le proposte sono tante. Io gliel'ho chiesto anche al Presidente. Come fare per cambiare quell'accordo 7-12? Sono tante le proposte, ma i sindacati non ci sono. Non ci sono stati vicini né nel 2016 né il 27 di ottobre. Io non volevo far vedere questa cosa perché l'ho scaricata proprio ieri. Il ministro Poletti che dice ammortizzatori sociali non pagati. La Regione Calabria accusa il Ministero del Lavoro e viceversa. Cioè vogliamo capire di chi è la colpa, vogliamo dire la verità come ha detto Antonio, perché i sindacati quando noi andiamo in piazza loro lo sanno. Non è che noi andiamo in piazza perché dobbiamo essere per forza tesserati, perché noi noi siamo due persone che non vogliamo andare e dire che non ci tesseriamo, però ci dovete stare anche vicino, nel bene e nel male. E su questo ci fermiamo, quindi chiarezza soprattutto è quello che chiedono i lavoratori, chiaramente insieme a delle garanzie che sono gli stipendi arretrati e possibilmente insomma, un progetto per il futuro. Grazie ad Antonio Piraino e Ovidio Russo per essere stati con noi e grazie a voi per averci seguito. Ad Enzo Leonetti in regia vi auguriamo un buon proseguimento.